Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovate questo appuntamento in diretta con A Voi la Linea per approfondire i principali temi di giornata. Questa mattina l'assessore regionale alle minoranze linguistiche Pierpaolo Roberti ha presentato la terza conferenza regionale sulla lingua friulana che si svolgerà venerdì 5 novembre all'Auditorium Comelli a Udine. L'ha definita non una pura formalità, bensì un passaggio fondamentale di questa legislatura. Tagliando sulle attività istituzionali per la tutela e la valorizzazione del friulano, ha spiegato. Della conferenza abbiamo parlato anche con il presidente di Arlef, Eros Cisilino, e con il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Sentiamoli. Presidente Cisilino, un appuntamento importante alle porte il 5 novembre con la conferenza regionale sulla lingua friulana. Spieghiamo il significato di questa iniziativa. Questa è la terza conferenza regionale per la lingua friulana, un momento importante per tirare le somme di quello che è stato fatto, ma soprattutto creare un momento di condivisione anche delle proposte che si possono mettere in campo per poter migliorare la qualità del friulano, parlato normalmente nella nostra regione, ma anche in tutti quei settori dove può essere appunto sviluppato, quindi pubblica amministrazione, soprattutto scuola, soprattutto trasmissione intergenerazionale indispensabile. Se manca quella abbiamo sicuramente delle grandi difficoltà, però insomma qualche segnale positivo c'è e noi lo stiamo seguendo. Una riflessione sulla lingua friulana che davvero diventa elemento fondante proprio della specialità di questa regione, è stato descritto anche come un elemento fondamentale di coesione sociale, forse nei momenti di difficoltà questo si percepisce ancora di più. Sì, nei momenti di difficoltà si percepisce molto l'unione dei friulani, ma soprattutto nei momenti di sviluppo bisognerebbe percepirlo, per cui la lingua friulana certamente ci qualifica come una regione importante in Europa, che ha delle caratteristiche uniche, è una regione dove vengono parlate 4 lingue contemporaneamente ogni giorno. Alcuni comuni del Friuli Venezia Giulia le parlano proprio in maniera curricolare anche nelle scuole, questo ci fa molto piacere, però diciamo che la lingua friulana è un unicum nella Mitteleuropa e chiaramente apre le porte a tutto quello il mondo, che è un mondo germanofono ma anche insomma slovenofono, e quindi è importante che venga utilizzato e che venga anche utilizzato bene nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole e, come si diceva prima, in tutte quelle occasioni in cui si può dare un'ufficialità alla nostra lingua madre. Vogliamo ricordare quali saranno gli interlocutori coinvolti in questa conferenza proprio per sviluppare queste riflessioni e queste analisi? Gli interlocutori sono tanti, a parte i saluti istituzionali che vengono fatti dalla Regione, che ringraziamo per il grande supporto e grande attenzione per la nostra lingua, ci saranno anche dei momenti di studio, di riflessione e di esposizione di dati. È importante proprio perché fare il punto di dove ci troviamo e dove vogliamo andare è fondamentale in questo momento storico. È un momento in cui appunto ci si apre dopo la pandemia, speriamo che passi al più presto, a nuove prospettive, e vediamo appunto che la lingua friulana ha unito anche territori molto lontani, per cui parliamo anche dell'altro capo del mondo, dove tante volte viene utilizzata anche a livello extrafamiliare, per cui non confidenziale. Vediamo che ci sono dei buoni risultati anche nei nostri corsi che vengono finanziati dalla Regione, anche tramite l'Arlef, e poi appunto hanno degli utenti che arrivano anche Australia, Argentina, Giappone, insomma siamo abbastanza contenti, ma vogliamo incrementare. La conferenza serve per tracciare nuovi percorsi di una storia identitaria già molto affermata e riconosciuta dalla nostra comunità. Cioè la comunità si basa su solide basi, che quelle del friulano proprio, ma il friulano va ripensato e rilanciato verso il futuro, quindi verso le nuove generazioni, ma anche verso i nuovi metodi sociali, il nuovo modo del lavoro, dello spettacolo, cioè va in qualche modo rinnovato e ringiovanito per mantenerla sempre al centro di quella che è la base della nostra comunità e specialmente della specialità di questa regione. Ecco allora quanto è importante questa conferenza regionale, che peraltro porterà proprio qui in Regione venerdì 5 novembre tutti gli interlocutori portatori di interesse. Sì, penso che sia un confronto importante, quindi dal confronto delle esperienze di ognuno nasce la sintesi per una proposta che sia impegnativa per tutti e anche stimolante per il futuro. Quindi da questa conferenza
speriamo, ma sono sicuro che nascerà anche il friulano del futuro, il friulano per le nuove sfide verso un progresso che speriamo sia un progresso di sviluppo per tutti. Assessore, lei ha descritto questa conferenza regionale non come una pura formalità per un rispetto di quanto previsto dalla legge, ma come un momento davvero molto importante e centrale proprio per questa legislatura. È sicuramente una tappa fondamentale per la legislatura. La conferenza regionale è sì prevista per legge, ma se la legge l'ha prevista c'è un motivo ben preciso. C'è la necessità di fare un tagliando, una sorta di tagliando su quanto è stato fatto rispetto allo sviluppo e all'implementazione della lingua friulana sul territorio e quanto bisognerà fare. Ci sono tanti strumenti che abbiamo messo in campo e a disposizione in questi anni, tante piccole e grandi iniziative, l'ultima penso al piano generale di politica linguistica appena approvato. Dopodiché serve un momento di riflessione in cui ci si siede intorno a un tavolo, in questo caso in questa conferenza, e si fa una valutazione serena di quello che si è fatto, di cosa è andato bene, di cosa è andato male, ma soprattutto di quello che bisognerà fare in futuro per implementare ancora di più e valorizzare ancora di più la presenza di questa lingua. Quindi lei si aspetta che questa conferenza porti a delle proposte concrete per proseguire questo percorso in questa legislatura, anche nella prossima? Io la prendo come uno strumento di valutazione. Quella conferenza deve dirci se abbiamo lavorato bene, se abbiamo lavorato male e come lavorare meglio per il futuro. Quindi così la prendo e penso che da questo punto di vista per questo sia uno strumento fondamentale. Mi aspetto che mi dicano e che mi aiutino a lavorare ancora meglio. Penso che tante cose ne abbiamo fatte e, come dicevo in conferenza stampa, sono orgoglioso di tutte quelle tante iniziative che abbiamo portato avanti, di tutte quelle tante piccole conquiste che abbiamo portato a casa, ma ci sarà sempre qualcos'altro da fare e si potrà fare sempre meglio. La conferenza è il modo migliore per scoprire cosa si può fare ancora di più. Aquileia si prepara alla visita del Capo dello Stato il prossimo 3 novembre. Deporrà una corona al cimitero degli eroi, un calendario fitto di appuntamenti e di eventi per il centenario del milite ignoto, che prevede anche la realizzazione di un film. Sindaco, allora Aquileia si prepara alla visita del 3 novembre, un calendario fitto di impegni, si parte dal cimitero degli eroi e poi la visita alla Basilica. Sì, il Presidente Mattarella ha voluto fortemente essere ad Aquileia in questo centenario che appunto ricorda la tumulazione del milite ignoto presso l'Altare della Patria il 4 novembre del 1921. In realtà è un prodromo, ovvero la parte su Aquileia, che è fondamentale perché Aquileia nel 1921 diventa madre di tutte le città d'Italia, proprio perché qui avviene la scelta di quel soldato senza volto e senza nome che doveva rappresentare le 650.000 vittime del grande conflitto mondiale. E proprio in questa basilica qua alle nostre spalle, il 28 ottobre, la madre del Friuli Venezia Giulia, Maria Bergamas, sceglie una delle 11 bare. Noi come territorio siamo anche i tenutari non solo di questa importante storia, di questa importante memoria, ma anche conserviamo le altre 10 salme, quelle che sono all'interno del nostro cimitero degli eroi. E proprio in quel cimitero il Presidente ha voluto fortemente ritornare. Venire come fa ogni 4 novembre in realtà all'Altare della Patria, venire quest'anno ad Aquileia per onorare anche quei 10 militi, nonché la madre, perché Maria Bergamas riposa lì, perché anche lei scelse di stare con quelli che non furono scelti. E questo ha un significato veramente forte, diciamo, forte per Aquileia, per la nostra regione, ma soprattutto perché fa capire quanto la nostra regione e quanto il nostro territorio siano un punto centrale all'interno della storia d'Italia come terra di confine, ma anche come terra, diciamo, porta d'Oriente, dove popoli si sono incontrati e scontrati purtroppo, perché questa è anche la storia di un territorio dove fratelli si combattevano, perché in quel periodo parte del territorio era anche sotto l'Austro-Ungheria, e questo ha un significante ancora più importante, perché riscopriamo nel dolore di quel periodo anche una motivazione per ripartire, come è successo nel 1921. Peraltro lei è appena tornato da Roma, è tornato da poche ore da Roma. Sì, diciamo che tutta una serie di attività a partire dal 2019
hanno visto centrale Aquileia nel voler celebrare questa importante ricorrenza, questa importante memoria, questo importante anniversario. Una di queste è una produzione cinematografica della produzione Anele insieme a Rai Cinema, a cui la Fondazione Aquileia e il Comune di Aquileia, nonché la Regione e Promoturismo, hanno voluto fortemente partecipare, diventando di base quasi coproduttori. Ovvero quest'estate abbiamo girato sul territorio La scelta di Maria, una docu-fiction, un docufilm in realtà per la regia di Francesco Miccichè, con attori di calibro proprio nazionale, insomma c'è Cesare Bocci, c'è la Bergamasco, c'è Vassallo, che interpretano il lato umano di quei personaggi chiave che furono all'interno di quella scelta, appunto la scelta di Maria Bergamas. Ieri ero a Roma al Festival del Cinema di Roma, quindi un importante, forse uno dei più importanti, insomma, festival cinematografici d'Italia, e anche lì Aquileia è stata onorata di essere presentata a un pubblico che è un pubblico internazionale, quale è la città simbolo di questa importante scelta. E diciamo che a parte questo resta un'esperienza bellissima, perché quest'estate i nostri cittadini, la nostra comunità si è stretta attorno anche a questa produzione, perché quando vedrete il 4 novembre su Rai 1 va in onda in prima serata questo bellissimo e toccante documento filmico, vedrete i volti degli aquileiesi, e questo è stata una volontà da parte nostra di voler proprio far diventare un progetto di comunità anche queste celebrazioni, anche con un linguaggio fresco e giovane come quello del film, dedicato a tutti, perché questa era una storia che andava raccontata, anche perché poco conosciuta paradossalmente, nonostante insomma grandi, pensate all'Altare della Patria, l'Altare della Patria è gigantesco, quando uno arriva a Roma lo vede, si staglia sul cielo di Roma, eppure pochi conoscono questa storia, ed è una storia bellissima, una storia di unità nazionale dove le istituzioni per la prima volta incontrano il popolo. Ed è un patto fra il popolo e le istituzioni. Proprio questa operazione del Milite Ignoto è questo, e questo forse oggi più che mai diventa attuale. I 16 proloco della Regione si sono attivate per ripercorrere in maniera virtuale quello che fu il viaggio del Milite Ignoto un secolo fa dal Friuli verso Roma. 100 anni dal viaggio del Milite Ignoto, le Proloco si preparano per un progetto virtuale, ce lo racconta il presidente Pezzarini dell'Umpli regionale. Sì, è vero, un percorso virtuale 100 anni dopo, in collaborazione con la Proloco di Aquileia, l'Umpli nazionale, partirà il prossimo 29 ottobre, proprio a 100 anni esatti dal giorno in cui la salma del Milite Ignoto è partita dalla Basilica di Aquileia attraverso diverse tappe della nostra Italia, ha toccato oltre un centinaio di paesi e si è fermata in tutti i paesi perché c'era tantissima gente che voleva salutare questa bara che attraversava la nostra Italia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, per arrivare poi a Roma e essere poi portata all'Altare della Patria. Un momento di unità molto forte, soprattutto dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, e noi che speriamo, arrivando alla fine anche della pandemia, è importante ricordare questo momento di unità d'Italia. Quante sono e quali sono le Proloco coinvolte in questo progetto? In questo progetto sono diverse le Proloco. Io vi dico che le Proloco del Friuli sono 16, perché quel treno ha fatto 16 tappe in Friuli, è partito da Aquileia. Proloco non solo della nostra regione, ma delle Proloco d'Italia. Creare un momento di aggregazione, di unità d'Italia, soprattutto dopo questa grande pandemia che noi abbiamo avuto. Ben trovati da voi la linea. La cantante Annalisa Minetti è stata protagonista di un incontro al Pala Gourmet di Pordenone realizzato in collaborazione con Ambrosetti, nel quale ha raccontato a una platea di imprenditori il coraggio che ha messo nella sua vita per centrare gli obiettivi nonostante la cecità. Annalisa Minetti è arrivata settima, Miss Italia, ha vinto un festival di Sanremo e da sportiva ha vinto una medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Londra e un oro ai
mondiali di atletica leggera nel 2013. Annalisa Minetti oggi al Pala Gourmet di Pordenone per portare la testimonianza, il suo esempio, la sua forza, il coraggio, la determinazione. Insomma, nella vita ha fatto veramente tante cose, la ricordiamo principalmente come cantante, ma non solo, è oggi una sorta di lezione per dimostrare che nella vita si può fare tutto. Beh, diciamo che oggi ho l'opportunità di interagire con una sala nutrita di persone che hanno voglia di raggiungere tanti obiettivi, quindi sicuramente ci si parlerà di resilienza, sicuramente si parlerà di passione, di creatività, si parlerà di responsabilità e di rispetto per la vita, che è un dono che abbiamo ricevuto tutti e vorrei che non venisse sprecato, quindi mi impegnerò a insegnare questo. Ecco, il messaggio da dare principale qual è? Il messaggio da dare principale è che questa società è fondamentalmente estremamente disorientata, ma questo non vuol dire che dobbiamo subire il tempo, ma lo dobbiamo investire. Quindi insegnerò loro a trovare gli strumenti e i mezzi per poter ottenere quanto prima gli obiettivi sognati e sapersi e ridare valore alla parola persona, risuonare attraverso. Ecco, qui ci sono magari imprenditori, ecco, sono caratteristiche che servono nella vita, nel mondo del lavoro. Sono imprenditori che sicuramente hanno la responsabilità di un'azienda, di appunto ancora, lo ripeto, obiettivi che l'azienda stessa deve raggiungere, e quindi sicuramente mi toccherà sottolineare quanto a volte veniamo e le diamo a concetti come alleanza e come autenticità. Ecco, in questo caso c'entra forse meno, ma quanto anche la musica può essere importante nella vita di tutti i giorni e quanto lo è stata e lo è nella sua vita, nella sua esperienza, e quanto l'ha aiutata? Nella mia vita e nella vita di molti di noi è colonna sonora, quindi molte canzoni sono e ricordano momenti della nostra vita. Per quanto mi riguarda è una professione, è una grande passione, è stata in qualche modo anche una cura nei primi anni di adolescenza e lo è sicuramente per molti delle persone che ci ascoltano a casa, ma inevitabilmente la musica è un laboratorio pedagogico, quindi andrebbe sfruttato molto di più insieme al teatro, nelle scuole per esempio, insieme allo sport. E per concludere, insomma, la pandemia ha sicuramente inciso caratteristiche queste di resilienza che servono soprattutto in questo particolare momento. Ecco, come ne usciremo? Ma io, sai, ho una visione di questo momento non così drammatica, credo fondamentalmente che quello che stiamo vivendo in passato l'hanno vissuto altre persone, magari posso citare la tubercolosi, piuttosto che ci sono delle pandemie o comunque delle situazioni, accadimenti negativi della vita che hanno fatto e determinato un'epoca, e in questo momento secondo me dobbiamo soltanto abituarci a capire come convivere con questa situazione per poi un giorno raccontarla sui libri di storia. Un evento questo organizzato al Pala Gourmet in collaborazione con The European House Ambrosetti Group per dare insomma dei messaggi positivi ad imprenditori e non solo. Noi come Ambrosetti questo tipo di incontri ne facciamo parecchi in Italia, stiamo ampliando la nostra presenza in Friuli Venezia Giulia ed è un grande piacere essere ospite qui di Pala Gourmet, a quale va il nostro ringraziamento per la collaborazione ed avere un personaggio veramente straordinario come Annalisa, che ho conosciuto ed è veramente straordinaria. Un'occasione proprio per ascoltarla e ricevere anche i messaggi da parte sua, insomma, che si può fare. Sì, tantissimo, ed è veramente un modello da seguire, perché ha passato veramente delle cose molto importanti ed è veramente molto brava a averlo. E sono contento che ne parlerà oggi alle persone che sono intervenute, perché veramente i messaggi che darà sono molto importanti. Grazie a un contributo regionale, il Comune di Saranzano avvierà un'indagine georadar per scoprire l'estensione di una villa romana del IV secolo che sorge appena fuori dal centro. L'obiettivo è realizzare una ricostruzione dell'antica dimora in 3D e anche creare un circuito tra i resti romani di Monfalcone, San Canzian, Ronchi e Aquileia. Grazie a un contributo regionale il Comune di Saranzano valorizzerà un'area particolare del paese. Di cosa si tratta? Grazie a questo finanziamento riusciremo a ripristinare sicuramente la Villa Romana, il mosaico della Villa Romana, e a fare un'indagine georadar per verificare come la Villa Romana si sviluppava in tutto lo spazio circostante. Grazie a questa indagine poi saremo in grado di capire se è necessario anche realizzare una ricostruzione 3D della villa. La villa si colloca intorno al I secolo a.C. sulla strada principale che da Aquileia portava a Trieste ed è dedicata alla Liberta Petticia, quindi una donna liberata.
della gens Peticcia che abitava in queste zone. È una villa rustica, simile a quelle ritrovate in zona Ronchi e anche in zona Monfalcone, ed è stata scoperta per la prima volta nel 1955, per la maggior parte risotterrata. Con questo bando intendiamo ripristinare appunto il mosaico e verificare appunto come si sviluppava per darle un nuovo sviluppo, un nuovo riconoscimento, perché tramite anche altri progetti di ciclopedonalità, turismo lento, vogliamo recuperarla in questo circolo turistico insieme al comune di San Canziano, al comune di Ronchi, e per metterla in collegamento anche col comune di Aquileia. Abbiamo trovato anche un'epigrafe, abbiamo le fotografie di questa epigrafe, che appunto titolava la villa La Libertà Peticcia e descriveva che questa villa aveva all'interno un sacello dove veniva venerata la dea Bona. Si pensa che la dea Bona fosse la dea Maya, quella delle messi, insomma risalente anche a culti che venivano effettuati sull'Aventino dalla moglie di Ottaviano Augusto, e che questo rito venisse sia evidenziato il 1° maggio e il 3 e il 4 dicembre, soprattutto il 1° maggio per un buon raccolto, per auspicare un buon raccolto durante l'anno. La dea Maya anche poteva essere, ma sono delle supposizioni. È situato all'interno della parte più antica e ci sono anche dei reperti che ricordano questo, sia all'interno di una villa a Canovella degli Zoppoli, sia all'interno di un piccolo tempietto all'entrata di Trieste, e anche qualcosa da Aquileia è stato ritrovato. Per oggi è tutto, poi la linea torna domani sempre alle 12:45. Arrivederci.